Vogliamo aprire la Bibbia? Gloria al Signore. Vogliamo leggere Marco, capitolo 15, dal versetto 16. Marco, capitolo 15, dal verso 16. Alleluia. Marco, capitolo 15, dal verso 16 in poi. Alleluia. Amen. Vi ringrazio per esservi alzati in piedi, onoriamo la parola di Dio. Alleluia. Marco, capitolo 15, dal verso 16, inizio a leggere e a Dio sia la gloria. Amen. Allora i soldati lo condussero dentro la corte, che è il pretorio, e radunarono tutta la corte. Lo vestirono di porpora e intrecciata una corona di spine, gliela misero intorno al capo e cominciarono a salutarlo. Salve, re dei Giudei! E gli percuotevano il capo con una canna. Gli sputavano addosso e postisi in ginocchio si prostravano davanti a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora, lo rivestirono delle sue vesti e lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un certo Simone, un Cireneo, padre di Alessandro e di Rufo, il quale passava di là tornando dai campi. E condussero Gesù al luogo detto Golgota, che interpretato vuol dire luogo del teschio. Gli offrirono da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si spartirono le sue vesti, tirandole a sorte per sapere quel che ne toccherebbe a ciascuno. Era l'ora terza quando lo crocifissero. L'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva il re dei Giudei. Con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. E si adempì la scrittura che dice: egli è stato annoverato fra i trasgressori. Quelli che passavano lì vicino lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in 3 giorni, salva te stesso e scendi giù dalla croce. Allo stesso modo anche i capi sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano l'uno all'altro: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora giù di croce affinché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuta l'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese, fino all'ora nona. E all'ora nona Gesù gridò con gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che interpretato vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: ecco, chiama Elia. E uno di loro corse, inzuppato d'aceto una spugna e postala in cima a una canna, gli diede da bere dicendo: aspettate, vediamo se Elia viene a tirarlo giù. E Gesù, levato un gran grido, rese lo spirito. E la cortina del tempio si squarciò in 2 da cima a fondo. E il centurione che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Alleluia. Vi erano anche delle donne che guardavano da lontano, fra le quali c'era Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo, il piccolo, e di Iose e Salomè, le quali, quando egli era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia, Gesù. Alleluia. Approfittiamo della celebrazione della Santa Cena di questa sera per rileggere la storia della crocifissione di Gesù
che, come abbiamo letto, ci parla veramente di umiliazione, di sofferenza, che Gesù ha sopportato. E tutto questo lo ha sopportato per amore nostro. Amen. Qual era l'accusa? L'abbiamo letto. Stava sopra, in alto. Qual era la sua accusa? Il re dei Giudei. Questa era la sua accusa. Ma non solo era il re dei Giudei, egli era e sarà sempre il re dei re. Amen. Amen, il re dei re, alleluia. Abbiamo letto tutto quello che ha patito il Signore. Lo vestirono, poi lo spogliarono, lo percossero, fecero una corona di spine e gliela infilzarono lì sulla testa. Che dolore. Ma quello che voglio da questa storia sottolineare su tanti spunti, ma il versetto 21 in modo particolare, entra in scena un uomo di nome Simone che non pensava neanche di condividere la croce di Gesù. Eppure, leggiamo così, costrinsero a portare la sua croce un certo Simone, un Cireneo, padre di Alessandro e di Rufo, il quale passava di là tornando dai campi. Ma chi era sto Simone? Nessuno lo conosceva fino a quel momento. Era uno probabilmente di colore, perché la Cirenea è una regione della Libia di oggi. E probabilmente era un Cireneo, come è scritto la scrittura, di colore, quindi non era neanche un romano di nascita. Era un uomo che si faceva i fatti propri. Passava di là, tornando dal lavoro, dai campi a lavorare, passa di là, vede questa processione, vede quest'uomo che porta la croce. Probabilmente Gesù era sfinito. Chissà quanti chilometri aveva fatto portando quella croce sulle proprie spalle, no? E non ce la faceva più. Ma siccome desideravano vederlo soffrire in croce appeso, pensavano, se questo ci muore qua, lo spettacolo non c'è. No, deve arrivare vivo. Vedete la crudeltà. Non può morire, deve morire in croce. E gloria a Dio perché Gesù è morto in croce. Lo vedevano sfinito. Vieni, uno a caso, vieni, aiutalo, porta la croce. Gloria al Signore. Ma poi leggiamo nel Nuovo Testamento che questo Simone, padre di Alessandro e di Rufo, ritroviamo poi questo Alessandro e Rufo nella chiesa. Gloria a Dio. Oh, questo non era convertito. Ma quando è stato coinvolto, la grazia è entrata a casa sua. Paolo ne parla, Alessandro di Rufo, ai Romani. Anzi, poi uno dei due, credo Alessandro, gli ha procurato un po' qualche dolore perché era un ribelle nella chiesa, ma comunque si trovavano in chiesa. E questo ci fa capire a volte come i piani di Dio non sono facilmente comprensibili, ma Dio ha un piano di salvezza. Amen. Ha un piano di salvezza. Chi lo avrebbe detto che tu oggi saresti stato qui? Eppure ti trovi qui. E in un certo senso anche tu ed io e insieme ci troviamo a portare la croce di Gesù. Amen?
Alleluia. Gesù ci invita a portare la sua croce. Chi vuol venire dietro a me, dice Gesù, rinunzia a se stesso. Amen. Prende ogni giorno la sua croce e mi segue. Amen? Alleluia. Quando si parla di croce nel mondo si associa, come dire, a un fardello, no? Ha la sua croce, poverino, è così, ha una croce da portare, una malattia, no? La sua croce. La croce qui rappresenta l'opera di Dio. Il privilegio di portare la croce di Cristo è il privilegio di collaborare con Cristo nella sua opera. Amen. Vedete, Simone, suo malgrado, ha avuto l'onore di portare quella croce. Non era nei suoi piani, ma era nel piano di Dio. Amen. Ma come mai? Perché Dio conosce ogni cuore. Alleluia. Alleluia. Il fatto che fosse di colore a me ci fa comprendere che la sua grazia è offerta a tutti. È vero? Bianchi, di colore, gialli, e come è, non ha importanza, Dio vuole il cuore. E gloria a Dio per il colore della pelle che abbiamo. Sia nero, bianco o giallo, gloria a Dio. Dio ci ha fatti così. E siamo un'opera, ciascuno, meravigliosa. Amen? Alleluia. E doveva morire in croce Gesù. Lo dovevano veder soffrire. E in quel modo così, vedere questo che si proclamava figlio di Dio, no? Lì sulla croce tutti quelli che avevano ascoltato il suo messaggio avevano avuto modo di riflettere, no? sul messaggio ascoltato. Magari chi le aveva sentito predicare che in 3 giorni avrebbe distrutto il Tempio e poi passava di là, tu che hai detto che distruggi il Tempio e poi lo ricostruisci, perché non scendi dalla croce, no? Non aveva acquisito il senso spirituale di quello che diceva Gesù. In quei 3 giorni parlava della sua morte, del suo corpo e della sua risurrezione. Amen? Facendo un tempio nuovo, gloria a Dio, riedificando un tempio di grazia per tutti gli uomini. Amen? Un tempio per Dio, alleluia. Ma quelle persone non l'avevano capito. Così altri, no? Beffandosi di lui, ha salvato altri, ha guarito. E come? Non può salvare se stesso. Alleluia. Gesù non poteva salvare se stesso, lo poteva fare, ma non lo voleva fare. Non si è voluto risparmiare, ma ha donato tutto se stesso. E noi siamo qui questa mattina per ringraziarlo. Amen. Per ricordare il senso profondo del suo sacrificio. E dire Signore grazie. Non è stato facile, semplice, sopportare quelle beffe. È vero? A volte noi sopportiamo molto meno e perdiamo la pazienza per molto meno. Ma Gesù era lì, zitto. Quando gli sputavano, era lì, fermo. Alleluia. Anzi, prima di fargli prendere la croce volevano dargli da bere del vino con aggiunta la mirra, che mescolando era come un sedativo, no? Una cosa che rende intontiti per non sopportare il dolore, no? Allora ti ubriachi, no? Per non dare tanto spazio al dolore, perché sapevano che il dolore che doveva sopportare era atroce. Grazie Gesù. Alleluia. Ma questo Simone, che probabilmente non era convertito allora, portando quella croce, chissà quale messaggio è entrato nel suo cuore. Chissà, vedendo Gesù portare quella croce, perché lui non ce la faceva più Gesù come uomo, chissà cosa ha pensato. Qualcuno
vedendolo in croce e poi rendere lo spirito, disse: veramente, questo è il figlio di Dio. La scrittura ci dice che il centurione, vedendolo soffrire in quel modo, in silenzio, alleluia, stando in silenzio, rese lo spirito, non poté che dire: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Amen. Tutto il contesto, il suo agire, il suo essere, tutto quello che poi è accaduto, quel terremoto, no? Perché quel terremoto? Oh, stiamo parlando del creatore, amen. Il creatore che si fa creatura, si è fatta creatura, alleluia, puro e immacolato, l'agnello di Dio, senza peccato, amen, che si è immolato, e la terra non doveva essere sconvolta, credo di sì, quel terremoto, sconvolse tutta la terra, alleluia, e nel Tempio avvenne qualcosa. La cortina del Tempio, quando Gesù rese lo Spirito, si squarciò in due. La cortina era una tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Nessun ostacolo. Quale tenda? Non c'è più una tenda. Tutti possono accedere al luogo santissimo. Cioè tutti possiamo andare alla presenza di Dio nel nome santo di Gesù. Alleluia, non c'è più nessuna barriera e nessun ostacolo. Alleluia, possiamo andare alla presenza di Dio proprio perché Gesù ha dato la sua vita, proprio perché Gesù non è morto nel tragitto, no, ma ha dato la sua vita sulla croce, è stato innalzato sul duro legno della croce, amen, così come era profeticamente già stabilito. E come Gesù stesso ha annunciato, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Amen. Alleluia. Alleluia. Nel deserto innalzarono il serpente e il serpente faceva morire il popolo, no? Fu innalzato alla croce Gesù, si è fatto peccato, perché il peccato fa morire l'uomo davanti a Dio. Amen. Colui che non ha conosciuto peccato si è fatto peccato. Alleluia. Ha preso su di sé tutte le offese verso Dio, tutti i peccati dell'umanità. Per questo a un certo punto Gesù ha sentito la lontananza con il Padre, al punto da dire Eloi, Eloi, in aramaico, lama sabachthani, che vuol dire Dio mio, Padre mio, perché mi hai abbandonato? Amen. Perché in quel momento Gesù aveva tutto il peccato dell'umanità, passata, presente e anche quelli nostri peccati, del nostro tempo. Amen. E Dio Padre nella sua santità non poté più guardare il suo figlio, ma ha distolto, ha tolto il suo sguardo e il figlio si è sentito per un attimo solo. Alleluia, ma ha vinto. Amen. Ma ha vinto, amen. Ma ha vinto, gloria al Signore, alleluia, perché subito dopo c'è stato un convertito, subito dopo, il centurione. Subito, il primo che si è convertito. Tutta quella crocifissione, quel tragitto è stata una predicazione. Alleluia, fino all'ultimo Gesù ha predicato, anche senza dire nulla. Il suo volto di dolore era una predicazione. Ancora una volta egli testimonia di essere parola vivente. Amen. Ed ecco quel centurione, il primo che si è convertito dopo la morte di Gesù, posso dirlo? Ma veramente, costui era figlio di Dio.
Non è una morte come le altre. Alleluia. È una morte diversa, sì. Dopo 3 giorni Gesù è risuscitato. Amen. Egli vive e vive ancora. Amen. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. È un privilegio portare la croce di Cristo. E se Gesù ci dice vieni, porta la mia croce, vogliamo dire grazie Signore. Perché non è qualcosa da evitare, o dire io la croce, no. Signore grazie. Quel Simone, quel Cireneo, ci parla del privilegio che è toccato a noi. Una bella sorte ci è pur toccata. È vero? Servire il Signore. Una eredità ci è toccata in sorte. A me, senza meriti che meritassimo, abbiamo ricevuto una meravigliosa eredità. Amen. Alleluia, una ricchezza di inestimabile valore. Amen. La croce di Cristo. Alleluia. Alleluia, dico grazie Signore. Grazie Gesù, perché vuoi che io collabori con te. vuole il Signore che tutti noi collaboriamo con Lui. Come? Vivendo una vita da cristiani. Amen. Una vita coerente con l'insegnamento che dà il Vangelo. Una vita di comunione con Lui. Amen. Una vita di testimonianza forte, anche col nostro agire, anche senza parlare. Il nostro agire deve parlare. Amen. E gli altri possono dire veramente questa persona è diversa. Come hanno riconosciuto Gesù che veramente è il figlio di Dio, così gli altri guardandoci devono poter dire veramente questa persona è una persona diversa dalle altre che ho conosciuto. Mi parla di Gesù. Il suo cuore esprime grazia, dolcezza. Amen. La misericordia di Dio, l'amore di Dio. Alleluia. Io voglio ringraziare il Signore insieme a voi. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù.